nostro territorio ci sono moltissime famiglie che hanno delle difficoltà collegate o alla perdita del lavoro o comunque ad altre situazioni di indigenza, e riteniamo che proprio quel contesto potrebbe essere per loro una soluzione, piuttosto che dare gli appartamenti a ormai dei profughi che sono nella condizione di essere totalmente ingestiti. Sì, siamo assolutamente decisi a fare le barricate. Tra l'altro abbiamo già pronti i bancali. Oltre alla mobilitazione chiederemo anche un referendum previsto per sentire cosa decidono i cittadini. Una maxi colletta per comprare gli alloggi altrimenti destinati ai migranti. Succede a Noventa Padovana, dove un gruppo di residenti intende mettere insieme le proprie forze economiche per strappare 3 appartamenti ad un acquirente che vuole sistemare una ventina di richiedenti asilo. È la risposta di un gruppo di cittadini spaventato dall'ipotetico arrivo di altri profughi, oltre agli 80 già presenti in un hotel della zona. 3 gli appartamenti a rischio inseriti in una palazzina con un solo alloggio abitato da questa signora che vive sola con 2 figlie, alla quale è stato chiesto addirittura di vendere l'appartamento. Hanno ipotizzato di mettere dentro un 7-8 richiedenti asilo per appartamento per un totale di 20-21 richiedenti asilo. Puoi trovarmi queste persone che bivaccano in giardino, che non si sa da dove arrivano, con che intenzione, tutto quanto, la paura è stata forte. E non è un caso se all'agenzia immobiliare che ha in gestione i 3 appartamenti sono arrivate moltissime richieste per questi alloggi, così come richieste di informazione per come acquistare e dare in gestione le case ai profughi. Ecco, anch'io avrei da vendere una casa, ma come si procede per venderla per i profughi? Io sono rimasto un po' interdetto. Dico, signora, noi non facciamo questo business, chiamiamolo, ne siamo pratici. E come unica soluzione alcuni privati, che per me sono dei Giuda che si vendono per 30 denari, decidono di darle alle cooperative per far cassa. Non ci siamo. Io non sono per le barricate ottengono solo l'effetto mediatico, a me interessa l'obiettivo finale, che è quello di una sana accoglienza quando la si fa come l'abbiamo fatta.